nel suo nome c'è l'amore, nel confessarsi. Io lo so che abbiamo fatto ritardo di un giorno, ma valeva la pena perché vabbè stiamo facendo un po' di cosette, non è che mi devo spiegare tutto, quindi per questa settimana venerdì, ma settimana prossima uscirà di nuovo giovedì il video. Intanto benvenuti, ben ritrovati, grazie per esservi iscritti, grazie a quelli che non si sono iscritti e hanno guardato il video, anzi a voi no, perché chi guarda il video non si iscrive è un fetente. È una latrina, una vera e propria latrozza. Questa settimana abbiamo trovato un video, io vi assicuro che diventerete fan di questa canzone. Io sono diventato fan di questa canzone, non riesco più a non cantarla. Oggi con me sentirete solo la voce di Checca, perché Raffaele sta facendo la regia. Guardate qua, guarda qua, mosso là. E questo è grazie a Raffaele che sta facendo i tastini là dietro. Senza indugio su Segugio partirei, voglio dire solo una cosa. Abbiamo pensato di aprire questo numero WhatsApp a cui voi potete mandarci dei messaggi vocali, perché vogliamo far sentire anche le vostre voci nei video. Esatto. Quindi potete dire tutto quello che volete inviando un messaggio vocale a questo numero che vedete in sovra impressione, ok? Perfetto. Sei d'accordo? Sì. E che ci sta a ridere? Che sei E mi d'accordo? fai ridere. Vabbè, andiamo con il video commento e come sempre. Lasciate un mi piace, E? lasciate i punti hype Esatto. e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E ti scusate commentare. Oh, quanti cosa da fare? Oggi ci fa stress, sincero. Vai! Dio è stato buono con me. Partita arrabbiatissimo. Dio è stato buono con me. Però è un po' arrabbiato Un per po' questo. arrabbiato. Dio è stato grande. Mi distrae troppo questa musica sotto, mi fa troppo. La sua grazia ha superato ogni sofferenza. Che va bene, però si può dire anche un poco più. Più calmo. Voce roll, che immagina che sei un prete che a un certo punto può dare pure un pack. La sua grazia ha vinto. Però devi mettere un casco, perché sennò. Lo vai a trovare. Lui non è morto in vano per No, noi. appunto, perciò devi mettere un casco, capito? Perché se in un borisci, però devi stare attento, devi mettere un casco. Il Signore è il mio pastore. E la mia vita si ferma qui. È bellissimo. Per me questo è il tormentore più bello Io voglio fare tutta l'estate, quest'estate, tutta quanta a fare il Signore è il mio pastore. E non la mi mancherà. Poi te ne pure vuotate, capito? Quindi è come se all'improvviso vai in domenica a chiesa e trova Mauro Nardi che stava facendo la messa. Sarebbe veramente strano, eh? Nel confessarsi, due modi come brutta si c'è. Nel suo nome c'è l'amore. Comunque posso dire una cosa, a parte che a me sta casa mi piace. Pure a me. Io rischio che mi metto con musuneria e mezzo bordello parte il Signore è il mio pastore. Ma poi bella la location, ragazzi, bella la location, sta montagna con sta croce, metto grande, però è bella. È l'eterna fedeltà. E lo stiate, e pure a me. Il Signore è il mio pastore. Mi piace troppo, vi siete come mi piace sta canzone. Lui non mi abbandonerà. Allora andrò un attimo indietro per farvi vedere una cosa. Questa immagine precisamente dove a destra abbiamo una croce e a sinistra un 5G. Fa ridere. Spezzerà mille catene. E poi se blocco ti fermerà perché un dino casco. Prima di lui la mia vita. E sai, cambiatevi un segno di pace tra voi. Mi piace, Madonna mia. Troppo bello. Cercavi parole con una spiegazione. Mi sta distraendo troppo, non sto pensando a niente. E mo che tutto è cagnato, ogni cosa mi ra. Come si fa a fare a Sanremo sta canzone? Il numero 7, il Signore è il mio pastore. E tutti su. È tutto quando il Signore è il mio pastore. Te basta soltanto che dicano frate Gesù è la vita mia. Avrà arrivato il ritornello. Prendetemi per pazzo, sì, ma pazzo per questa canzone. Siete pronti, ragazzi? Io sì. Il Signore è il mio pastore. E mai niente cambierà. Io veramente, cioè, ho fatto questo video con me solo perché voi dovete conoscere questa canzone. Vi prego, organizziamo una serata, per favore. Offro io da bere vino e da mangiare ostie a tutti. E pariam. Nel suo nome c'è l'amore e l'eterna fedeltà. Non riesco A me io non mi posso fermare. Cioè, io vorrei stare fermo, ma scapuzzeo come un ciuccio.
venite a Sembra me. comunque una cosa che a un certo punto diventa pure un po' illegale, perché un po' passa motocross, però capito, l'abito non fa il previto, Non fa il pastore. non fa il pastore. Tutti voi che siete stanchi e che siete oppressi, Ma io sto bene, cioè a me piace solo questa canzone. e io vi concederò il riposo. A me? A me piace, mi piace delle pennichelle. Ultimamente un po' meno, quindi se me lo concedete. E troverete riposo per le anime vostre. Ma secondo te di qualche film questa sembra cosa? di Che qualche è troppo film. doppiature. Sì. Ma vabbè, non conta, tanto il Signore è il mio pastore. E nulla mi mancherà. Mi piace molto il fatto che nulla mi mancherà. Ci siamo già azzeccato. Nel suo nome c'è l'amore E moi amma a balla. e l'eterna fedeltà. Meno male che era l'ultimo ritornello. Abbiamo resistito. Ma metto un altro ritornello. Noi siamo delle persone che stanno lavorando. Io qua che stiamo ritornando l'audio là, Raffaele sta facendo gli stacchi, quindi noi non possiamo perdere tempo a fare delle cretine. Il Signore è il mio pastore e mai non la mancherà. Nel suo nome c'è l'amore e l'eterna fedeltà. Non è proprio possibile resistere, quello è il problema. È stato bellissimo. È stata la canzone più bella, veramente. Non uscì una canzone così che mi. Io. Non sto scherzando. Andiamo in una macchina, ma schiatta sta canzone perché è bellissima. Comunque, scusate il giorno di ritardo. Vi ricordiamo che lasciare un mi piace e commentare, lasciare punti up è fondamentale. In più c'è il numero WhatsApp che nel prossimo video, io alla fine di ogni video, farò sentire la voce di voi che ci seguite. Ci potete dire tutto. Ci potete dire il Signore è il mio pastore. Oppure ci potete dire Rafe, questo è per te. Oppure potete dire che campo sei bello. Oppure Diego, sei troppo bello per essere vero. Noi li faremo ascoltare. Esatto. Quindi non vi mettete scuorno, che tanto è un numero, diciamo, WhatsApp utilizzato solo per questo, quindi non abbiate vergogna, non metteremo le vostre facce e i vostri nomi, quindi potete veramente dire tutto, e stiamo pure pensando di far ritornare come contenuto Spotted. Esatto. Perché ultimamente il nostro amico che lavora a parrucchieri Max e Tony ci ha detto che gli piaceva assai e quindi mi hai stimolato a tornare con quei video. Vabbè, comunque, detto ciò, io vi ringrazio. Adesso devo andare perché devo fare una cosa importante. Non vi posso dire cosa, se non che la farò mentre ascolto proprio il Signore mio pastore.